Partita combattuta, sapevamo che Ariese veniva qua a giocarsi l'opportunità di fare 2 punti in più e vedere che tipo di classifica. Noi volevamo cercare di, non dico sfruttare l'occasione, ma di fare una partita che ci tenesse il morale alto. Abbiamo cercato di affrontare le difficoltà che ci hanno messo nel campo. Alla lunga abbiamo avuto rotazioni che ci hanno dato l'opportunità di fare un po' anche riposare e distribuire magari anche il minutaggio. Nei primi 2 quarti effettivamente abbiamo sprecato un po' troppo, abbiamo regalato un pochettino di più. Nei secondi 2 quarti siamo venuti fuori anche con una buona condizione, con qualche lettura un pochino, diciamo, più attenta, abbiamo sprecato di meno. Sono contento perché abbiamo avuto l'opportunità di far ruotare un pochino tutti quanti. Adesso prendiamo un po' di respiro e da lunedì testa ai playoff. Per 3 quarti di partita abbiamo cercato di stare punto a punto con voi. Con la zona abbiamo un attimo cercato di arginare un attimo il gioco con i lunghi dentro l'area. Siamo riusciti in parte. Per noi era una partita che in caso di vittoria ci dava il quinto posto matematico. Adesso dobbiamo un attimo aspettare il risultato di Oderzo Sandonà. Voi fate una partita di energia molto bene, i vostri giovani che hanno giocato con personalità, hanno fatto canestri importanti e il divario che c'è stato è stato l'inizio, è stato anche creato da loro, che hanno giocato veramente con molta personalità e voglia. E adesso noi tutti quanti, come ho detto, i ragazzi spogliatoio, adesso partiamo da 0-0 e vediamo chi becchiamo e comincia un altro campionato.